straordinaria lacrimazione di un'immagine della Madonna di Meggiugori. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di un episodio che forse la maggior parte di voi non conoscerà. Si tratta della lacrimazione di un'immagine della Madonna di Meggiugori. In realtà, ecco, io non so di preciso dove sia avvenuto, so che è avvenuto in un paese dell'America Latina e ne conosco la data. La data è il 2007 e so che attualmente questo fenomeno non è più in corso ed è accaduto in una casa privata. C'era una signora che custodiva questa immagine che tra poco vi mostrerò, e che a un certo punto è cominciato a piangere lacrime di sangue. Tuttora questa statua, sì, questa immagine non piange più sangue, solo che ha conservato chiaramente le incrostazioni del sangue che è stato sparso, insomma, dagli occhi, è sceso dagli occhi e che sono ben visibili. E quindi niente, lascio a voi la valutazione di questo fenomeno, conservato in casa da un'anima molto pia e molto devota, e niente, speriamo insomma che si faccia al più presto luce sulla sua veridicità con delle indagini mirate, e nel frattempo insomma lo lascio alla vostra contemplazione, anche a una vostra preghiera personale di fronte a questa immagine. A presto, cari. Santa serata nella pace e nella benedizione del Signore. Madame